prossima canzone è sempre una canzone di Fazenda che ho creduto fosse molto attuale in questo periodo di tante guerre nel mondo. La canzone dice provate a dare un aiuto, no? E tornando al tema di prima, dove si parlava appunto della sofferenza, delle mamme, ecco, un appello che vorrei lanciare è ricordarci che siamo 8 miliardi nel mondo, 8 miliardi, di cui solo una piccola parte vive in condizioni diciamo normali, ecco, mentre la maggior parte delle persone vive in povertà, e tra queste persone ci sono molti bambini nelle guerre, molti bambini che non hanno non solo da mangiare ma neanche l'acqua da bere. Quindi un modo bellissimo per diventare genitori, per diventare madre, è anche l'adozione internazionale, l'adozione a distanza, anche mandando semplicemente un contributo alle associazioni che si occupano di questi piccoli sofferenti con il fucile in spalla, come dice la canzone, che si trovano nelle guerre, e così si può aiutare concretamente a migliorare le condizioni di vita delle persone. Che noi stiamo bene ora, però in realtà anche in Ucraina stavano bene prima che arrivasse la guerra, stavano abbastanza bene, una regione povera però dignitosa, e invece adesso in poco tempo una nazione come distrutta, è una nazione mai nata come la Palestina. Quindi cerchiamo di riflettere in questo stesso. Non ho fatto un arrangiamento, però di solito quando sono a casa mi dice non riesco a gestire molto bene l'emozione. Allora, las